E parliamo ora di morti sul lavoro dopo l'ennesimo incidente in cui ha perso la vita il giovane senegalese Aziz Diop 2 giorni fa nel Trevigiano. Si ripropone la necessità di aumentare la cultura della sicurezza e della prevenzione. Paolo Colombatti. 2 giorni fa l'ennesima tragedia. Aziz Diop, 23enne senegalese, è precipitato da una scala durante la pulizia di un silos nel Trevigiano. È la 38ª vittima del lavoro in Veneto quest'anno. Troppo spesso si muore lavorando, molto va ancora fatto in tema di sicurezza. Purtroppo la sicurezza in generale viene vista come un costo. Si pensi anche al Covid Manager. È una figura che è stata volontariamente poi eliminata dal quadro normativo pensando che fosse solo un costo. E proprio gli infortuni dovuti al Covid in Italia rappresentano 1/3 del totale, dopo 1 anno e mezzo di pandemia, secondo i dati INAIL. Quello che serve, dice Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, è aumentare i controlli, assumendo personale negli enti preposti e investendo nella formazione dei lavoratori, ma anche di chi deve garantire sicurezza in azienda. Più di 27.000 gli incidenti in Veneto nei primi 5 mesi di quest'anno. Il lunedì è il giorno a maggiore rischio. I lavoratori del settore delle costruzioni sono quelli che più stanno pagando la frenetica ripresa delle attività. E per quanto riguarda le fasce di età, rischiano di più soprattutto i giovani, cioè coloro che hanno meno di 24 anni, probabilmente per inesperienza e per mancata formazione, e poi le persone che hanno più di 55 anni. In queste 2 fasce gli indici infortunistici schizzano alle stelle.